Diciamo che forse ieri un po' ciaula lo siamo stati tutti, perché siamo stati tempestati dalle notizie, credo giustamente, di questa vicinanza della Luna che nella sua ellisse attorno alla Terra raggiungeva proprio il punto più vicino. Ne siamo forse rimasti un po' tutti meravigliati, sia della luminosità ma anche della grandezza. Credo che doveva essere circa il 7% più grande, insomma, il corpo celeste rispetto a quella che è la visione normale. Dalle nostre parti ci ha favorito anche una bella serata e devo dire che sono rimasto un po' incantato per qualche minuto nell'ammirare la Luna e dire che quando ero piccolo, quando c'era la Luna piena, forse per farci un po' paura dicevano che c'era Malaluna, quindi in senso negativo, che c'erano delle persone che venivano un po' influenzate dalla presenza più o meno grande della Luna in cielo. In realtà, insomma, la Luna influenza molte cose sulla Terra, in primis le maree, sono effetto proprio della rotazione, della vicinanza o meno della Luna attorno alla Terra. Ma perché ho iniziato con la Luna? Non lo so, perché insomma da una parte dovevo pure iniziare. Ancora un ben ritrovati su Televideo Agrigento. Ogni mercoledì in prima serata siamo presenti con Target, il vostro salotto settimanale sull'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia, in parte della Calabria meridionale e poi naturalmente anche in streaming sulla grande finestra del mondo che è internet, il nostro sito www.televideoagrigento.tv, appunto negli orari prestabiliti della trasmissione in digitale, viene anche trasmesso in streaming e quindi visibile in tutto il mondo. Target, che è anche un canale dedicato su YouTube dove carichiamo tutte le puntate che possono essere riviste, approfondite e magari poi veicolate per chi ha degli amici, dei parenti o comunque sappiamo di avere molti telespettatori agrigentini in giro per il mondo che vogliono un po' informarsi su quelle che sono le piccole grandi realtà che ogni settimana Target amplifica e dà una voce insomma un po' più consistente. Sarà così anche per questa puntata, conosceremo degli aspetti importanti del nostro territorio per quanto riguarda lo sport, la scuola, parleremo anche di gastronomia a fini sociali, insomma tante belle cose. Per cui passo subito a presentare gli ospiti della puntata di questa sera, che magari da una panoramica vedrete che sono molto ma molto di più rispetto al totale e poi vi spiegherò anche il perché. Iniziamo allora dalla mia sinistra, lui è Carmelo Azzaretto ed è il portavoce, comunque un rappresentante dell'associazione I Leoni Sicani. Buonasera. Continuiamo con un gradito ritorno a Target, Salvatore Indelicato, lui è un poeta, ci parlerà del suo ultimo lavoro. E ancora uno chef d'eccezione, si chiama Salvatore Gambuzza e ci parlerà proprio di questa iniziativa gastronomica sociale. E poi la scuola, questa volta la scuola ha una parte dominante, con noi c'è Gina Casà, lei è la dirigente scolastica dell'Istituto Gallo di Agrigento, accompagnata da Tania Roccaforte che è una docente ed è il tutor di uno speciale progetto che viene portato avanti dall'esperta esterna di comunicazione Ilaria Bordenga. E poi abbiamo la nostra ospite musicale, è arrivata oggi, no, qualche settimana fa, da Sanremo, vincitrice del contest che vedeva in concorso dei videoclip, in questa sezione particolare, Alisia. E poi, come vedete lì, tantissimi altri ospiti che sono un po' ospiti, un po' spettatori, ma forse anche un po' protagonisti, perché da questa puntata devono ricevere qualcosa in più. Ma a proposito, Ilaria Bordenga, perché ci hai fatto questa invasione dello studio di Target? Questa invasione, diciamo che era all'interno del progetto, è proprio sperimentare la possibilità di vedere una trasmissione, di vedere anche un conduttore come
conduce appunto una trasmissione e quindi la gestione della comunicazione tra gli invitati, e quindi siamo qua anche per questo. E poi chiaramente loro sono un po' emozionati, devo dire, però stiamo lavorando anche in base attraverso questo progetto proprio su anche la gestione delle emozioni, perché tu ben sai che anche nella comunicazione noi non solo lavoriamo attraverso quella che è la parola, ma anche attraverso quindi il linguaggio, ma attraverso la comunicazione non verbale. E questo lo facciamo all'interno di un laboratorio dove i ragazzi possono sperimentare la gestione appunto delle emozioni, lavorando attraverso quello che è il respiro, quindi il movimento, per poi chiaramente poter avere anche un'articolazione della parola e anche una giusta dizione. Basta, ecco. non voglio una lezione intera, soltanto un cenno, anche perché, come diceva giustamente la dottoressa Bordenga, la comunicazione non è soltanto quelle che magari noi immaginiamo del giornalista, del conduttore televisivo, di quello radiofonico. La comunicazione è anche quella interpersonale, no? Di come noi ci poniamo con un altro in un discorso, in una situazione, nel trasmettere quelli che sono magari i nostri messaggi. E professoressa Roccaforte, come si dimostrano questi ragazzi? Insomma, accettano ben volentieri questo, diciamo così, questa lezione non proprio canonica, ecco, di quelle che sono le materie curriculari della vostra scuola? È una lezione non canonica, però necessaria per questi ragazzi, perché si apprestano a entrare nel mondo del lavoro, della ristorazione in generale, ma anche del mondo alberghiero. E quindi la comunicazione è fondamentale, saper comunicare con il cliente, saper esporre il prodotto che loro hanno da vendere e capire dall'altra parte il cliente che cosa chiede. Allora è giusto, abbiamo pensato che fosse fondamentale dare a loro questi primi rudimenti di conoscenza della comunicazione. Ormai da diverso tempo, questo lo chiedo alla dirigente professoressa Casà, diciamo, la scuola non è più solo ed esclusivamente materie curriculari, ma arricchisce il progetto in un tutt'uno, insomma, per offrire agli studenti quanti più stimoli possibili, ma anche quanti più possibilità in più per andare avanti. È anche il caso del Gallo, naturalmente. Sì, sì, la motivazione è la sfida che si pone la scuola per tutti i ragazzi, perché in genere nei professionali provengono ragazzi che magari hanno scarsa voglia di studiare in contesti formali, ma se noi riusciamo attraverso una didattica alternativa, abbandonando la didattica trasmissiva e tipo anche come stasera, questo non è un contesto formale, è un contesto non formale dal punto di vista scolastico, quindi nei ragazzi che cosa si incentiva? Intanto la motivazione attraverso la comunicazione, ma anche attraverso uno studio di extra rispetto a quello che è la materia curriculare, ma l'acquisizione di competenze che poi loro andranno a spendere nei vari contesti, che sono sia i contesti locali ma i contesti anche fuori dal nostro territorio. Io ho presentato l'Istituto Gallo in maniera generica, diciamo, come istituto professionale, però so che ha diversi importanti indirizzi. Sì, c'ha il tecnologico, il logistico a Porto Empedocle, e lì siamo l'ex-nautico. Abbiamo dei ragazzi veramente che stanno attraverso l'alternanza scuola-lavoro, stanno in questo momento facendo esperienze forti all'interno di navi. Abbiamo quest'anno avuto la fortuna di avere un capitano di nave che fa loro lezione e quindi ci ha messi in contatto con una diciamo, compagnia di navigazione. E quale migliore esperienza, insomma, che essere presenti sul campo. Mentre poi avete parlato di ristorazione, quindi anche un istituto alberghiero. È un istituto alberghiero. Non so se si chiama ancora alberghiero. Si chiama istituto enogastronomico, però noi il vecchio diciamo... È come la preside, no? Che adesso è dirigente, sempre preside. È alberghiero, anche se diciamo nei 3 percorsi che noi abbiamo, sia sala e vendita, sia enogastronomico, sia accoglienza turistica.
una cosa che questi ragazzi, oltre ad acquisire queste competenze, hanno la possibilità, attraverso questo diploma, è giusto che si sappia, di poter andare subito a lavorare anche in un contesto scolastico. Abbiamo avuto il primo anno di quinto anno, noi l'abbiamo avuto 2 anni fa, e quest'anno abbiamo una ragazzina che si è diplomata da noi e che fa supplenza. Se voi siete subito abilitate? Sì, per tutto l'anno fa supplenza i 24 CFU, le materie complementari. Voi, in questo momento, per le vostre materie naturalmente. Fino al 2022 è abilitante il titolo, quindi nei vari... Per le vostre materie naturalmente, per le nostre materie, certo, ma sono dei tecnico-pratici a tutti gli effetti. Bene, questa scuola mi piace. No, io ho fatto il liceo classico, non è che non mi piaceva il liceo classico, però lì c'era più formalismo, era una cosa un pochettino, anche se dobbiamo dire che alla nostra età ci sentivamo un po' più, noi che eravamo del classico. Ma anche la possibilità di lavorare, lavorare in un piedistallo superiore. Di lavorare all'estero. Mi ricordo un ragazzino che è venuto giorni fa a salutarmi, che partiva per la Svizzera, dicendomi che aveva già un posto di lavoro e quindi l'acquisizione e le competenze linguistiche che noi attraverso altri progetti facciamo acquisire ai ragazzi. Quindi questi ragazzi non solo hanno le competenze culinarie, dell'arte della cucina, ma anche quelle linguistiche, perché giustamente diceva c'è anche quella comunicativa adesso, la comunicazione, quindi, diciamo, che arricchisce la comunicazione anche nelle lingue, e già questi ragazzi lavorano in contesti e guadagnano bene in contesti non europei. Guarda caso abbiamo lo chef Salvatore Cambuzza, che è una delle eccellenze del nostro territorio. Salvatore, è vero quello che dice la preside? C'è un bravo chef o un maître, comunque un operatore di questo settore trova con facilità il lavoro? Assolutamente sì, anche il discorso linguistico è fondamentale secondo me, veramente importante, anche perché ti apre le porte ad andare in altre nazioni e trovare facilmente il lavoro, anche perché è un dato di fatto, il cuoco italiano è uno dei cuochi più scelti, più gettonati a livello internazionale. Non è come l'ultima volta che sono andato a New York e c'era Little Italy e poi lì dentro c'erano indonesiani, c'erano solo il nome di italiano c'era. Sì, quella è un'altra parentesi che diciamo dovremmo un po' curare di più. Ecco. Secondo me sì, perché non è solo in America ma è anche in tutta Europa, cose che ho vissuto io in prima persona. Dalla tua grande esperienza dobbiamo ancora e possiamo dire che la cucina italiana è prima nel mondo? O i francesi? Ma secondo me l'italiana, ma non per essere patriottista, secondo me quella mediterranea ancora di più. Ancora di più. Bene, poi parleremo di questa iniziativa che tu assieme agli altri colleghi state preparando sul sociale. Conosciamo anche Salvatore Indelicato, il poeta, sei venuto anche altre volte in trasmissione. Hai preparato un altro lavoro? Sì, tratta di un libro di poesie, la mia prima raccolta di poesie, Gocce d'amore, edito da Melinova. Se lo mettiamo un po' fermo c'è Gerlando, sì, che adesso lo... Ecco, ce la fai Gerlando? Sì, grazie. Prego Salvatore, puoi parlare. Ho voluto raccogliere qui un po' quelle che sono le mie emozioni. Io non mi definisco un vero poeta, sono più, come dire, orientato alla scrittura, alla narrativa. Questa volta invece mi sono lanciato in questa avventura poetica, spinto le poesie sono un po' più intimiste, no? Sì, assolutamente sì. Sono tutte poesie d'amore, sono tutte dedicate a mia moglie. Beh, quindi le scrivevo così per me, per noi. Poi leggendole anche sui social, molti amici mi hanno spinto a farne una raccolta. L'ho proposta ad Antonio Liotta. Sì, Medinova, insomma, Medinova, la casa editrice locale. Gli sono piaciute queste poesie, ha deciso di pubblicarle e devo dire che abbiamo un bel riscontro anche a livello di diffusione. Bene, poi magari ne ascolteremo qualcuna che tu riterrai che possa insomma trasmettere questo tuo sentimento. Conosciamo anche Carmelo Azzaretto non tanto come persona ma come in questo caso rappresentante di questa splendida associazione. Si chiama I Leoni Sicani e vogliamo inquadrarla e far conoscere a un pubblico che magari non sa di cosa si tratta. Carmelo? Senz'altro, io intanto sono orgoglioso di rappresentare questa realtà sportiva così importante per il nostro territorio che magari non si conosce tanto bene perché delle volte ci nascondiamo e non andiamo a cercare le cose veramente importanti che ci devono interessare. Sto parlando di una squadra di hockey in carrozzina che ha militato per molti anni in Serie A1
Che è quello che hanno quel bastoncino con la pallina, insomma. Anziché su pista, perché non lo possono fare sul ghiaccio. E quindi praticamente è un gioco molto semplice, però ricco di emozioni e ricco di passione di questi ragazzi verso questo sport. È una squadra agrigentina, siciliana? È una squadra agrigentina della provincia di Agrigento, in realtà racchiude sia giocatori che fanno parte della provincia di Agrigento, della provincia di Trapani e della provincia di Palermo, però ha sede a Santa Margherita Belice. Come dicevo prima, la particolarità appunto è di persone in carrozzina, certo, sono diversamente abili, è chiaro, hanno delle patologie anche gravi. I ragazzi che giocano, ma giocano così tanto per giocare o è un vero e proprio campionato? È un vero e proprio campionato a livello nazionale, questo infatti nessuno lo conosce, cioè poche persone lo conoscono, ma bisogna appunto andare a cercare, andare a informarsi, perché i Leonesicani hanno giocato per molti anni, hanno militato per molti anni in Serie A1, affrontando anche squadre molto importanti come gli Shakhs Monza di Mattia Muratore, come Torino, come Venezia, campionato a livello nazionale, Roma, voglio dire, hanno affrontato queste sfide, non solo la sfida sportiva, ma anche la sfida che noi conosciamo bene, il territorio, i servizi che noi non abbiamo, tutto quanto manca nel nostro territorio. Quindi hanno dovuto lottare su molti aspetti, molti fronti. Lottare al doppio binario, direi io, insomma, per la particolare situazione del loro Stato. Carmelo si trova qui per lanciare un'iniziativa che noi già vi proponiamo da un po' di tempo per quanto riguarda una raccolta fondi, ma ne parliamo dopo, perché volevo presentare al nostro pubblico il gradito ritorno a Target di Alisia, questa meravigliosa creatura, questa bravissima cantante che anche lei ha vinto Sanremo. Certo, non sono i soldi di Mahmood, però insomma una bella soddisfazione. Sì. Cos'è stato, Alisia? Ho vinto Area Sanremo Tour Videoclip e sono stata ospite di Casa SIAE durante il periodo del festival. Credo che dovremmo avere delle foto di testimonianza. Ecco, questa è la tua esibizione? Sì. Naturalmente dicevi videoclip, quindi la cosa principale era questo clip che tu hai realizzato con la tua canzone. Sì, votato da chi? Dalle persone a cui è piaciuto. Ah, quindi un voto online? No, era una chiamata, diciamo. Ah, ecco. E sono stati quasi 13 Ma c'era anche la giuria tecnica o solo popolare? No, era solo popolare. Tu hai vinto col popolo, Sì. Non è che poi è stato stravolto come Sanremo, che è cambiata tra giuria qualificata. Sono stati quasi 13.000 voti a ottobre. Era quando finisce l'amore? Sì. Perfetto. Il brano che ha vinto, sì. Noi abbiamo avuto Alisa ospite, credo proprio fine ottobre. In questi 3 mesi che cosa è successo? Stiamo lavorando con la casa discografica all'inedito, che è il premio che ho vinto, stiamo lavorando alla promozione, al videoclip, tutto. Dovrebbe uscire in primavera. Naturalmente poi più tardi te vogliamo sentire cantare, perché certo, una ospite musicale, cantante, deve cantare. Allora, questa è possiamo dire, professoressa Roccaforte, la prima parte della lezione, no? O non è una lezione, il microfono, o non è stata una lezione proprio questa? È stata una gran bella lezione, penso che se lo ricorderanno bene nel tempo. E sono le lezioni che restano, oltre che nella mente, anche nel cuore. E invece la tutor, l'esperta Ilaria Bordenga, come svolge la sua lezione a questi ragazzi? Sì, intanto io volevo sottolineare che come la scuola si programma come obiettivo di formare delle personalità sane ed armoniose, non solo di acquisire competenze, noi stiamo facendo proprio un orientamento alla persona. Quindi nel momento in cui loro cominciano, è da poco tempo, perché hanno fatto poche lezioni, però devo dire che sono dei ragazzi veramente eccezionali, quindi una classe che lavora in maniera molto attiva, interagiscono, sono abbastanza collaborativi e quindi la lezione si svolge, chiaramente loro sono, i ragazzi di oggi si muovono poco, no? Noi stiamo partendo proprio dal movimento, dal corpo, per lavorare proprio sulle emozioni e anche sul respiro, sulla gestione proprio delle emozioni, e da là stiamo facendo proprio un lavoro sulla parola, sull'articolazione, ma anche sulla presenza, sulla consistenza, quindi sullo sguardo, quando avviene una comunicazione con l'altro, e quindi gioco di role taking, role playing, proprio come stai facendo
dicendo tu, no? Mi hai dato la parola e io mi gioco il mio ruolo in questo caso. E devo dire che loro sono abbastanza collaborativi e si stanno sperimentando, perché sono poche ore, sono 30 ore, e in questo noi li orientiamo stiamo facendo un orientamento alla persona, e quindi individualmente e poi in gruppo, quindi la capacità di stare in gruppo, di poter comunicare e soprattutto di fare ascolto attivo, che è una cosa che oramai non si usa più, nel senso noi siamo abituati poco ad ascoltare, e da ascoltare in maniera attiva, con tutta la nostra persona, non solo con le orecchie, ma proprio con il nostro corpo. E quindi che dire, io non so se vuoi chiedere qualcosa a loro, però sono emozionatissimi. Chiediamo alla professoressa, possiamo fare delle domande, non lo so. Io volevo raccontarvi una cosa bellissima, secondo me. Perché noi siamo abituati a vedere i ragazzi che si stancano di fare lezione, non vogliono continuare, chiedono di aspettano uscire. La campanella, no? Aspettano la campanella. Un giorno erano rimasti 5 minuti, abbiamo detto va bene ragazzi, preparatevi, fra 5 minuti andiamo via. No, in 5 minuti riusciamo a fare un altro esercizio. Ed è una cosa fantastica sentirlo dire a questi ragazzi. Oltre a questo, diciamo, chiamiamolo così, extracurriculo della comunicazione, c'è qualche altra cosa che offre la scuola su questo campo? Sì, prego, Presidente. In realtà questo è un percorso di un progetto di inclusione che prevede 5-6 percorsi. Questo era uno dei 5-6 percorsi, in questo momento uno è di attività sportiva, perché diciamo anche il movimento del corpo, l'armonia del proprio corpo è importante ai fini anche di un orientamento, giustamente diceva, di un orientamento per il loro progetto di vita. Orientamento della persona, ma il fine di tutto è il loro progetto di vita. Loro, alla fine dei vari percorsi, possono acquisire quelle competenze tali per orientarsi e scegliere quello che vogliono fare nella vita, perché la scuola dà un'ampia possibilità di trovare lavoro, ma anche di continuare gli studi universitari. Quindi il loro progetto di vita si costruisce attraverso i vari percorsi, e c'è il percorso di alimentazione sana, il percorso di cucina pure, ma la cucina vista dal punto di vista artistico. Noi abbiamo un percorso di cucina artistica attraverso la scultura vegetale. Quindi un gruppo faranno anche la cucina artistica, questo gruppo ha fatto, e poi si interscambieranno a momenti diciamo a giorni, inizieranno altri 6 percorsi che loro possono seguire avendo finito le 30 ore. Diciamo una giornata diciamo a 360 piena, gradi, piena. A 360 gradi, ma il tutto questo progetto è un PON, è un progetto finanziato dall'Europa. E dato che la scuola ha scarse possibilità anche di chiamare esperti esterni, ci dà la possibilità di di ampliare l'offerta formativa attraverso percorsi non con la scuola tradizionale, percorsi anche in ambienti non formali. Perfetto. E quella è la scelta della scuola. E Ilaria, ma alla fine di queste 30 ore loro avranno che cosa? Un punteggio, un punteggio, giudizio, io non do punteggi, no. Loro sanno perfettamente che non sono giudicati, è una sperimentazione, appunto usciamo dalla quella classica didattica dove non ci sono voti. Non c'è voto. Non c'è voto perché ognuno rappresenta proprio se stesso nella sua essenza, è quello che diceva un po' prima la dirigente, no? Io dico sempre a loro, al di là di quello che ne faranno di questo corso di comunicazione, lo applicheranno nel loro lavoro o forse no, servirà nella loro vita. Quando loro andranno a scegliere il loro mestiere e quindi il loro lavoro, che magari non sarà quello che stanno facendo in questo momento, potranno cambiare, chissà, forse faranno un percorso di laurea, non si sa, però di scegliere con consapevolezza, cioè vuol dire essere ben radicati, essere consapevoli di se stessi e scegliere il proprio lavoro come un vestito, cioè non stare né troppo stretti nel vestito né troppo larghi, deve fare la giusta. Roccaforte, la Bordenga non dà voti, lei dà voti?
nella sua materia da voti? In realtà non li do neanch'io. No, perché volevo chiedere Però questo io? proposito... Perché se c'è qualcuno che si offre volontario per dire proprio in 10 secondi, 15 secondi l'impressione che ha avuto di questa, dell'antefatto della nostra trasmissione e di questa prima mezz'ora di trasmissione, magari gli facevo dare un voto in più, non lo so, come li posso premiare? Posso dire... Oppure diciamo a Gerlando che fa un primo piano e li premiamo con un primo piano. A conclusione volevo dire questo sui voti, perché Sì. lei proprio ce l'ha messa tutta per farmi ma non parlare abbiamo di finito la voti. trasmissione, No, abbiamo a conclusione del discorso Ah, dei sì. voti, del voto, del punteggio. In Italia Io si per sta- mezzo punto quando ero al liceo Sì. classico mi vendevo l'anima. Ascolti, in Italia siamo in un momento culturale in cui, prendendo anche esempio dalla Finlandia, che è la prima del mondo per quanto riguarda le prove OCSE Pisa, fino a 13 anni non danno voti. Non danno voto. L'ansia di prestazione blocca il ragazzo, l'ansia di prestazione, io devo avere questo voto. Allora siamo ad oggi, infatti abbiamo dei decreti nuovi dove si parla di valutazione formativa, quindi non docimologica, dove c'è un voto, dove c'è quindi la prestazione che danno i ragazzi. Se noi arriviamo come la Finlandia saremo primi del mondo come loro nelle prove o che si bando alle ciance, io voglio che qualcuno di loro deve parlare, non lo so, fate pari e dispari, vedete un po' che uno deve parlare, altrimenti chi parla, dai, una breve battuta, Massimiliano, ecco, una breve battuta su questa esperienza, Massimiliano, va bene? Sì. Ecco, e aspetta, guarda lì dove c'è quella telecamera con il puntino rosso acceso e parla, hai 30 secondi a disposizione. Insomma, è stata un'esperienza formativa soprattutto, che appunto ci aiuta a parlare meglio con la dizione, anche con la comunicazione, ci fa capire vari aspetti della nostra essenza, del nostro essere, a controllare le nostre emozioni. Come scuola normale tu che ramo hai scelto? Io cucina. Cucina, ecco, quindi, Sì, poi quindi ti faccio dare anche un consiglio dallo chef Gambuzza che sarà... Va bene, io vedo che le due docenti guardano l'orologio perché devono andare, però... Noi saremmo voluti rimanere qua no, tutto il tempo. assolutamente, ci mancherebbe, io so, l'avevamo già detto prima, ci sono anche altri adempimenti da svolgere. I ragazzi sono tutti pendolari, quindi devono andare a prendere il treno e poi non ci sono più comunicazioni. Giovanni, abbiamo fatto la foto insieme, sì, vero? Di tu, bravo. Vi ringrazio della vostra presenza e i saluti li fate adesso. Grazie Ilaria Bordenga. Grazie, io vi ringrazio sempre e soprattutto ringrazio a chi io proprio raccontavo prima che comunque voi accogliete tanto le risorse del territorio e loro sono la nuova generazione, quindi dovremmo dare più spazio ai giovani e farli sentire maggiormente contenuti. Grazie Tania Roccaforte. Grazie a voi per aver dato ai nostri ragazzi questo momento di crescita. Grazie ragazzi, un applauso, siete sulla strada giusta. Siamo in diretta, potete lasciare il nostro studio, non ci sono problemi, anche i ragazzi, attenzione a non buttare a terra le telecamere, così. E mentre che è alzata anche Alicia si prepara per la sua esibizione, dicevamo, sta lavorando per la promozione del videoclip, ma ci sono anche tante altre importanti canzoni che tu porti avanti, come quella di adesso, Bella Senz'anima. Bella Senz'anima, esatto. Cocciante è un po' tosto però, Sono appassionata di Sei Cocciante. appassionata di Cocciante. Vediamo allora qual è la tua esibizione a Target per voi, Alicia. E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere. È tanto tempo che volevo dirtelo,
senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Nella tua trappola ci sono caduta anch'io. Avanti il prossimo, gli lascio il posto mio. Povero diavolo, che pena mi fai. E quando a letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così, come sai fingere, se ti fa comodo. E adesso so chi sei e non ci soffro più. E se verrai di là, te lo dimostrerò. E questa volta tu te lo ricorderai. E adesso spogliati come sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più. Tu mi rimpiangerai, bella senza anima. Na, 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 na. Na 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 na. E questa volta tu te la ricorderai. Brava! Cambia posto, sì, ecco. Magari per chi ci sta vedendo in questo momento dice ma lo studio è mezzo vuoto, no, era pienissimo, nel senso che poi i nostri amici dell'Istituto Gallo di Agrigento hanno dovuto lasciare prima il nostro studio. E riprendiamo allora, anzi rimaniamo in tema perché parlavamo anche di gastronomia, parliamo di alberghiero. Lo chef Gambuzza assieme ad altri ha preparato e ha pronto insomma questa cena speciale, gusta, ama, dona. Di che cosa si tratta, Salvatore? Niente, si tratta di un bellissimo evento, una causa molto nobile, si parla di gastronomia, beneficenza, solidarietà, ce ne vorrebbero tanti di questi eventi anche qui da noi, basta volerla, no? Basta metterci un po' di passione, un po' di amore nelle cose. È una bellissima iniziativa in cui sono stato coinvolto, una serie di colleghi tutti uniti e solidali per una causa importante, quella la ricostruzione di una zona di Acireale del Catanese, dell'Etna, che è stata colpita dal terremoto. La frazione di Pennisi. Pennisi, sì. Noi metteremo dal nostro piccolo, cercheremo di raccogliere più soldi per donarli a questa associazione di questo paesino dell'Etna. Cos'è? Una cena a tema o proporrete dei piatti un po' particolari? Naturalmente non si pagherà soltanto il valore della cena, ma bisogna dare un contributo per la nobile causa. Assolutamente sì, è una cena diciamo di tendenza importante, si parlerà di prodotti del territorio, dopo si è messa in moto la macchina delle amicizie, no?
delle varie esperienze che magari un cuoco ha fatto in una provincia e l'altra, chiamando amici per farci dare le derrate alimentari, il pesce, l'olio del territorio, la carne e via dicendo, le verdure, perché la Sicilia è un mondo secondo me a sé, che viaggia di prodotti, del territorio che sono veramente l'eccellenza dell'Italia. Possiamo svelare il menù? È un Qualche piatto, insomma. Un menù abbastanza, ti posso svelare anche quello che proporrò io. Innanzitutto diciamo dove e quando si svolge. Si svolgerà, devo ringraziare anche il Madison, la persona di Mimmo Arena, che si è veramente messo a disposizione, ci ha aperto le porte di casa sua. Mimmo Arena, insomma, con queste cose importanti è veramente ha il cuore grande, ricordiamo le bolle, no? Sicilia in bolle, insomma. Assolutamente sì, è veramente una bella persona che ho avuto modo di conoscere anche ultimamente, ci ha aperto proprio le porte di casa sua, questa bellissima cucina dove noi assieme a tanti altri colleghi. Diciamo cosa si svolgerà. Io dico pure chi sono anche i colleghi perché è giusto, siamo in 8, ma dietro le quinte ci sono tante persone che collaborano a questo evento. Io mi occupo soltanto della parte gastronomica, in cui sono uno dei tanti che collabora in quella serata. Tonino Butera, che collaborerà con me alla realizzazione dell'antipasto caldo, e dopo Antonio Di Caro, che è lo chef residence del Madison, che preparerà il primo piatto assieme al suo secondo. Maurizio D'Urso, che è il vicepresidente Eurotoc Italia. L'Eurotoc è un'associazione importantissima a livello nazionale, Concetto Ribera, un altro collega dell'Eurotoc, come lo sono anch'io, Eurotoc pure Italia, e 2 pasticceri, il pasticcere residence Bruno Di Maria e Vincenzo Cinardo, che è un ragazzo che ho conosciuto in diverse apparizioni che ho fatto in Sicilia, che è anche lui un'eccellenza. Non lo cito all'ultimo non perché è meno importante, per me uno dei più importanti è Francesco Arena, Best in Sicily quest'anno per la panificazione del pane, dico sempre, siciliano della Sicilia. Perfetto, quindi avete preparato un menù, ognuno con le vostre caratteristiche, con quel tocco personale assolutamente sì, che metterete in questi piatti. Il menù è già pronto o ancora in articolazione? No, il menù è già pronto, io posso svelare in anteprima l'antipasto che così prepareremo. Magari se c'è qualcuno che è di buona forchetta e soprattutto anche di buon cuore, cosa c'è una prenotazione? Bisogna chiamare bisogna prenotare perché c'è una direttamente al Madison, direttamente al Madison, un minimo di somma che si deve versare per la serata. Certo. Basta andare su Google e mettere Madison, insomma troverete ci sono pure numeri anche su Facebook. Certo. Vorrei citare tantissime altre persone che collaboreranno, però sono veramente tante, come Elisa Carlisi, la giornalista Schillaci, Francesco il sommelier, non mi voglio dimenticare nessuno, ma ci sono non voglio fare una gaffa. Tantissime persone anche nel campo musicale, anche la serata c'è un intrattenimento, anche di cabaret, ci sarà veramente una bellissima serata. Che dico, passiamo al piatto. Il piatto parla solo di territorio, presenterò un piatto un pochettino leggermente innovativo, diciamo, no? Per queste serate. Una variazione sul tema, però, insomma, con le materie nostre. Materie prime d'obbligo nostre e anche dei nostri mari. Faremo un mantecato di verdurine leggermente croccanti, zucchine e carote, dove metteremo delle piccole schegge di seppia, proprio seppia fresca, come se dovesse risultare come se fosse un riso, no? Un riso di seppia e verdure, dove sopra andremo a mettere 3 gnocchi di calamari, veramente 3 gnocchi di calamari ripieni, con un croccante sopra di pecorino siciliano alla curcuma. Fantastico. Beh, questa è una cosa che fermiamoci lì, non vogliamo sapere. Naturalmente abbiamo citato i sommelier pure, perché il vino è una parte importante. Sì, i sommelier è stato veramente Francesco Baldacchino che mi ha spinto in questa iniziativa e io l'ho accolta con grande amore e con grande interesse, perché secondo me quando si parla di territorio e Sicilia bisogna mettersi avanti e dire, naturalmente, come diceva Salvatore, c'è un minimo da versare come quota, però siccome è un'azione benefica, dicevamo, in favore della frazione di Pennisi che ha subito dei danni per il terremoto,
cioè la quota è da a partire, Sì, sì, il minimo, assolutamente. e poi naturalmente poi ognuno con il nostro cuore, con le nostre possibilità può versare e contribuire in maniera... Assolutamente sì. Bene, allora poeta, Cosa? dicevi questi sentimenti, questa tua signora molto fortunata che non ha ricevuto una poesia ma un'intera Un vero libro. pubblicazione. Ne vogliamo subito sentire una, Salvatore? Sì, volentieri. Intanto questo volevo dire che sta a dimostrare il grande cuore siciliano, questo che ha detto lo chef Gambuzza. Quindi, le poesie d'amore sono tutte, c'è d'amore bello, c'è anche un po' di amore malinconico? c'è sempre un po' qualche nota di malinconia, c'è malinconia, sempre. Un po' di gelosia pure? No, No, la gelosia non l'hai riscontrata. no, è un sentimento che non ti appartiene. non mi appartiene. La prefazione di questo libro è stata scritta da Daniela Spalanca, persona molto sensibile, grande amica, che devo dire ha centrato perfettamente quello che è il mio stato d'animo, quello che voglio dire con queste poesie. Sono rimasto veramente soddisfatto perché ha fatto una fotografia dell'anima in maniera perfetta. Ne scegli una a caso oppure vai a cercare una in particolare? No, a proposito di malinconia, per esempio, Pioggia. Premetto che le mie poesie non sono lunghe, sono tutte brevi, perché non mi piace la poesia lunga che possa anche stancare, Malinconica pioggia, gocce sul vetro che scivolano lente, foglie stanche si adagiano al vento in turbini giocosi. Vaga lontano il mio pensiero, solitario tra le nebbie. Non sorrido oggi, è vuota la mia anima. Guardo l'orizzonte cupo sperando nel mio sole. Questa è la malinconia, Sì. però qualcosa di più sorridente? Certo. Per esempio, sguardo d'amore. Mi parlano d'amore i tuoi occhi, non servono parole. Scusate, il tuo sguardo illumina l'anima mia. Asciugo le tue lacrime con bacio. Sì. Scusate. Ti emozioni? No. È la voce che mi... da capo. Mi parlano d'amore i tuoi occhi, non servono parole. Il tuo sguardo illumina l'anima mia. Asciugo le tue lacrime con bacio, sfioro le tue labbra, mi nutro del tuo respiro e continuerò ad amarti per ciò che mi dai, per il furore della tua passione, per esserci sempre. E continuerò ad amarti per come tu mi ami. Ma la signora che si è messa a piangere No, diciamo che ha seguito passo passo questa evoluzione del libro o è stata una sorpresa finale? È stata quasi una sorpresa finale, l'ho tenuto fino all'ultimo. Vorrei leggere, se non vi dispiace, l'ultima poesia che c'è qua. Ce la si legge dopo. Va bene, ok. Abbiamo ancora qualche Benissimo. po' di tempo. Benissimo. Ritorniamo ai Leoni e Sicani. Carmelo Azzaretto ha presentato questa associazione sportiva di hockey in carrozzina, ha partecipato al campionato nazionale, però insomma non sono tutte rose e fiori, no? Nel senso che per avere un percorso del genere ci vogliono anche soldi, Carmelo. Assolutamente. Diciamo che Principalmente anche la materia prima, cioè la carrozzina. Esatto, no? partiamo appunto dallo strumento fondamentale per poter praticare questo sport è la carrozzina, e non sono carrozzine assolutamente normali, sono carrozzine che devono raggiungere una certa velocità, devono avere determinate protezioni, una determinata tecnologia, fatta apposta per quello sport, perché vi invito ad andare a vedere una partita, vedete delle carrozzine che sembra che volano, tra virgolette. Sì. E quindi per comprare una carrozzina di questo genere sono necessari all'incirca sui 13.000 euro. Noi da qualche giorno trasmettiamo uno spot, pregherei Piero se lo ha pronto di farcelo vedere. È uno spot che insomma invita a contribuire e a donare per questo nobile scopo. Grazie Piero. Leoni Sicani sono una squadra di hockey in carrozzina formata da 13 atleti di diverse patologie, tra cui anche malattie genetiche e neuromuscolari. Facciamo un campionato nazionale, siamo iscritti a una federazione, facciamo trasferte un po' in tutta Italia e giochiamo con delle carrozzine elettroniche che ci permettono appunto di utilizzare una mazza da hockey e uno stick che si applica alla carrozzina e quindi permette a tutti di partecipare, anche a persone con pochissima forza negli arti superiori. Abbiamo avuto in questi 9 anni di attività tantissimi progetti e sogni realizzati, siamo stati anche vicini al Premio Italia.
Oggi invece ti chiediamo un sostegno per acquistare proprio una carrozzina, che la metteremo a disposizione di altri atleti che come noi vogliono iniziare questa grande avventura sportiva e direi anche sociale. Quindi per noi questo sport è vita. Passione, gioia, cuore, adrenalina, svago, crescita, un mix di emozioni. Sostenete i Leoni Sicani perché praticamente diamo tutto per quella pallina, per la nostra maglia. È vita a 360 gradi. Quello che ti chiedo oggi è darci una mano, sostienici e soprattutto ruggisci con noi. Vediamo abbiamo visto lo spot e vediamo anche in sovraimpressione il l'Iban per chi vuole, dico io per chi deve fare una donazione secondo il proprio cuore, secondo le proprie possibilità. Oltre al nostro spot, quali sono altre iniziative che state ponendo in essere, insomma, per raggiungere questa cifra notevole? Sì, diciamo che per poter contribuire bisogna collegarsi al sito internet ognisportoltre.it, nella sezione raccolta fondi e progetto Ruggisci con noi. E da questo poi è facile contribuire sia con carta prepagata, diciamo che anche in modo diverso, oppure basta collegarsi alla pagina Facebook dei Leoni Sicani o al sito web, ci sono tutte le indicazioni possibili per poter appunto provvedere a contribuire. Io dico, invito appunto tutti non solo a contribuire ma anche a vivere questo sport, andare a vedere la partita di questi ragazzi. Ecco, sarebbe anche bello vedere in azione. Dove giocano loro? Allora, loro giocano attualmente a Sciacca, però in un palatenda, diciamo. Però praticamente successivamente loro si stanno occupando anche, questo diciamo una cosa molto importante, del ripristino non solo a Santa Maria del Brasile, non solo di una palestra, di una scuola, ma anche della costruzione di un pallone tenda, che sarà poi gestito, tutto, diciamo, è stata fatta una convenzione tra il Comune e i Leoni Sicani proprio per la costruzione di queste strutture. E saranno quindi dove potranno andare a allenarsi, dove fare esattamente, anche certo, le partite. Ma non solo, saranno loro a gestire questa struttura e daranno la possibilità anche agli altri di poterne usufruire. Quindi voglio dire, a 360 gradi sport, diciamo, anche per persone disabili e non. Poi volevo dire anche che praticamente l'obiettivo fondamentale dei Leoni Sicani è quello di coinvolgere tutti quei ragazzi, tutte quelle persone che magari hanno dei problemi di carattere appunto motorio, e dargli la possibilità di fare questo sport, perché se uno va a vedere la partita, io lo dico per esperienza perché mi sono affezionato a questa realtà in questo modo, andando a vedere queste partite e conoscendo i ragazzi, e uno quando li vede giocare vede vita, vede voglia di lottare, vede un entusiasmo veramente fuori dal normale. È una cosa bella, e dicevo poi se li vediamo in azione forse li amiamo di più e potremmo entusiasmarci nel contribuire. Difficile raccogliere 13.000 euro, però insomma vogliamo anche certo, noi dare il nostro contributo. Le cose impossibili molto spesso diventano possibili, i sogni si realizzano. Si realizzano anche perché loro, voglio dire, da soli con questa, diciamo, noi sappiamo benissimo le problematiche che abbiamo sia a livello strutturale sia a livello, diciamo, economico, però loro così in silenzio sono riusciti ad affrontare un campionato nazionale, sono riusciti ad andare anche ad Eindhoven, sono riusciti ad arrivare secondi una volta in campionato, poi anche terzi, voglio dire, hanno veramente tenuto alta la bandiera, ce la mettono tutta, e quindi bisogna però anche che noi diamo un contributo per la realizzazione del loro sogno, che non è altro quello di giocare a hockey. Bene, tienici informato su quella che è l'evoluzione, se magari ci sono altre iniziative. Sai già quando sarà la prossima partita? Allora, la prossima partita credo che sia ora a breve, con una, diciamo che praticamente giocheranno con, per ora c'è stato fatto l'andato, sarà a marzo che ce lo comunichi la nostra redazione, lo trasmetterà nel notiziario sicuramente, e inviteremo tutti ad andare a vedere la partita dei Leoni Sicani. Volentieri. E poco fa, Salvatore, ti chiedevo un consiglio per i nostri studenti che erano prima qua. Certo, lo chef deve saper cucinare, ma secondo me non solo. Deve saper cucinare, gestire le risorse, comunicare, fare apprendere. Sono quei ragazzi che hai tu proprio a contatto con loro diverse ore durante il giorno, quindi la cosa fondamentale è trasmettere a questi ragazzi, no? Il modo anche di comportarsi pure in cucina o fuori la cucina.
La cosa fondamentale che parlavamo prima era il discorso del linguaggio. Signori, il linguaggio, la lingua inglese è fondamentale. Può essere un bravo cuoco, un bravo chef, ma appena non sai parlare, sei fuori, sei messo da parte. Cioè, puoi aspirare magari una persona che sa con tutto il parlare rispetto a meglio. qualche ristorante insomma, della zona, però assolutamente non, sì, magari, non si può eccellere. magari uno che sa parlare bene, magari è un mezzo cuoco, va avanti perché il discorso del linguaggio, la comunicazione è questa. Preside, la curate voi la lingua straniera, l'inglese soprattutto? Sì, lavoriamo tantissimo anche attraverso, questo era un progetto di dizione, ma anche la lingua straniera attraverso i vari percorsi che ora andremo a fare. Questo percorso era di 30 ore, andremo a fare quelli di 60 ore, proprio di lingua straniera. Il progetto è un progetto PONNI. Sto parlando di progetti, sembrerebbe che la scuola faccia una miriade di progetti attraverso una parcellizzazione. In realtà la scuola ha un progetto scuola che attraverso i vari percorsi portano i ragazzi a orientarsi nella vita per il loro progetto di vita. Stasera credo che sia una serata emozionante qua, perché tra i ragazzi, tra un grande chef, è venuto anche nella nostra scuola a fare formazione, diciamo, è stato coinvolto in attività nostre, tra l'emozione di un poeta, tra quello che sta facendo attraverso lo sport, fanno i leoni, stasera si parla di emozioni ed è importante questo perché attraverso le emozioni l'uomo può arrivare a quei traguardi che senza le emozioni non c'è vita. Le emozioni, e i ragazzi io li vedevo uno a uno emozionati poco fa, però attraverso questi vari percorsi loro attraverso lo studio della lingua, che è importantissima. Dicevo che il ragazzo che è venuto il primo anno ha fatto un concorso arrangiando, frequentava il primo e tremava tutto, ora è venuto sicuro di sé dicendomi io vado in Svizzera, ho approfondito le lingue in questa scuola, quindi lo studio, oltre allo studio delle competenze pratiche, le attività pratiche che ci sono dentro la scuola, ci sono lo studio delle materie curriculari. Sarebbe anche bello fare una stagione fuori, no? Sì, ma lo fanno. Io dico che i nostri ragazzi, i ragazzi del Gallo, per diversi anni sono andati in una struttura che è in diverse parti d'Italia, al Blu Serena hanno lavorato e lì hanno avuto dei contratti di lavoro subito dopo aver lavorato con loro, quindi significa che sia come lingue sia come competenze da spendere nel campo dell'enogastronomia sono molto preparati e di questo la scuola è orgogliosa nel personalizzare ogni attività che si lega alla personalità dei ragazzi. Cioè ogni ragazzo è se stesso, ogni ragazzo ha bisogno di una particolare cura, di un particolare aiuto e infatti loro scelgono quello che è più congeniale a loro, ma poi trasversalmente fanno altre attività. Quindi il progetto unico della scuola è quello veramente di pensare al progetto di vita di ognuno. Poi diciamo che la parte gastronomica dei cuochi ha un posto importantissimo anche in televisione, nelle comunicazioni, cioè mai come negli ultimi anni tra Masterchef, tra tutte diciamo, le trasmissioni simili, i cuochi sono stati così delle star. Salvatore, mai come in questo periodo storico. Sono delle prime donne, perché lo dico io in prima persona, non è che la cucina. Ma evidentemente vuol dire che c'è riscontro, no? Assolutamente. Cioè, la televisione lo sappiamo, è business. Se io investo un tot di soldi per fare Masterchef, devo avere un riscontro in pubblicità, un riscontro in ascolti. Quindi evidentemente piace tutto, no? Assolutamente. Dalle vecchie trasmissioni di Antonellina Clerici. Sì, ma adesso lo fanno quasi tante persone tutti, che magari non erano proprio nell'ambito culinario, che sono lì in prima persona che dirigono, cucinano, magari chiamano l'ospite, no? La cucina è un traino, ma non da ora, già da un decennio e secondo me andrà molto avanti. Perché attraverso la cucina, noi quest'anno abbiamo fatto il progetto FAMI, Fondo Asilo Migrazioni, era un progetto dedicato ai ragazzi di paesi terzi e alle famiglie. E attraverso la cucina, le varie esperienze di cucina siciliana e le varie esperienze di cucina, perché era Fondo Asilo Migrazioni, tutti paesi terzi, diciamo, non parliamo di paesi all'interno dell'Europa, la comunicazione tra due
culture diverse attraverso la cucina, i cibi rivisitati, per esempio l'arabo, il cibo arabo, rivisitato e visto nella maniera siciliana come loro vedevano anche il siciliano visto nel loro pranzo, che certo, poi la nella loro cucina tradizionale, la cucina nostra o comunque loro è sempre la base fondamentale, però queste contaminazioni aiutano a conoscere meglio e a comunicare, sì, assolutamente sì, anche perché a un siciliano è molto facile comunicare con un arabo, perché come sappiamo bene la Sicilia è stata dominata dagli arabi, quindi molte pietanze, addirittura molte città e pietanze hanno gli stessi nomi sia in Sicilia che in paesi arabi, quindi è una cosa veramente un connubio che è veramente che fa da legante. E attraverso questo connubio si arriva alla grande comunicazione, alla solidarietà, al senso di appartenenza, tutto quello che è cibo, cultura, arte culinaria si va a intrecciare poi con i grandi valori della vita, che sono la comunicazione, la fratellanza, il senso di appartenenza. E l'amore nelle poesie di Salvatore Indelicato. Quale poesia volevi propormi poco fa, Salvatore? Sì, è l'ultima contenuta in questo volume, alla quale sono molto legato, perché è stata scelta, a mia insaputa, durante la cerimonia di matrimonio tra mio figlio e mia nuora. L'hanno letta proprio a sorpresa, non sapevo nulla e mi ha emozionato tantissimo, perciò sono molto legato a questa poesia. Faccela sentire. Si intitola Se. Se per un solo attimo io fossi nei tuoi pensieri, se per un solo attimo la luce del tuo sguardo mi potesse penetrare dentro fino a squarciarmi l'anima, se per un solo attimo un battito del tuo cuore fosse mio soltanto, e il calore del tuo abbraccio mi avvolgesse, per un solo attimo, io vorrei vivere per quell'attimo solo. Beh, bella, veramente. E ti sei emozionato sicuramente in quel caso? Beh, in quel caso sì, assolutamente, perché era una cosa che non mi sono... cioè non sapevo nulla, quindi non me l'aspettavo. Bene, siamo arrivati, beh, insomma, ridendo e scherzando, già l'oretta a nostra disposizione è terminata. Volevo ricordare che all'inizio abbiamo avuto anche ospiti alcuni studenti dell'Istituto Gallo, assieme alla professoressa Tania Roccaforte e all'esperta esterna Ilaria Bordenga. Ritorniamo ad Alicia, questa bella esperienza di Sanremo, ma sta canzone di Mahmood è così brutta? No, non mi è piaciuta. Piaciuta, vero? Sì. Preferivo anche lì in quel caso c'è un po' di contaminazione, no? Musicale, sì. Preferivo, diciamo, il secondo classificato, però a me è piaciuta da subito la canzone che ha vinto. E poi insomma la grande contestazione, il gran parlare che c'è ancora adesso per Rolls Royce, insomma, se è vero, se non è vero, se c'è un inno alla droga oppure no, insomma, poi ognuno naturalmente sceglie. E i ragazzi del volo, hai avuto modo di stargli vicino direttamente? Diciamo che più che a Sanremo, Piero Barone, che conosciamo tutti, sì, ho avuto modo di conoscerlo. Insomma, ho avuto modo di conoscerlo. Ma vi conoscevate prima del volo? Prima che loro iniziassero a volare? No, però sì, già quando erano abbastanza, perché faceva prima parte della scuola di canto dove studio io. Diciamo è un ragazzo dai valori. E secondo me, con, diciamo, la chiacchierata che abbiamo fatto, mi ha fatto anche capire che nonostante lui già fosse già successo, però è rimasto sempre ragazzo del... Loro il successo non gliel'ha dato Sanremo, erano già no, assolutamente, già per molto tempo Io fa. mi sono trovato in concomitanza di un loro concerto a New York, insomma. Non è da tutti avere 50-60 mila spettatori, tutti per loro. Bene, cosa ci fai sentire adesso, Alicia? Una cover di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te. Bene, conquista il centro del nostro studio e mentre i nostri ospiti si preparano per il saluto, che non può essere semplice, grazie e buonasera, ma deve contenere, non so, una fase, un buon proposito, una trasposizione sempre positiva, mi raccomando, perché il nostro bicchiere è sempre mezzo pieno, va bene? A voi c'è Alicia con Mi sono innamorato di te.
innamorata di te, perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcuno da sognare. Mi sono innamorata di te, perché non potevo più stare sola. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorata di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato, la notte ti vengo a cercare. E adesso arriviamo ai saluti. Come vi dicevo, questa bella puntata, insomma, a me è piaciuta e spero che anche voi siete rimasti lì a seguirci per tutto il tempo. Grazie della presenza e della partecipazione a Carmelo Azzaretto e ai suoi leoni sicani. Carmelo. Sì, io volevo solo aggiungere che l'obiettivo è quello di arrivare a 6.500 euro, perché grazie alla Fondazione Vodafone questo importo verrà raddoppiato a 13.000. E poi volevo concludere con il tuo invito di poco fa. Volevo dire che nella vita, nella società non ci sono barriere, e questo è dimostrato anche da questi ragazzi e da questo sport. Tutti dobbiamo prendere il volo, al massimo le barriere le costruiamo dentro di noi. Grazie a Salvatore Indelicato e al suo volume di poesie Gocce d'amore. Sì, io voglio dire soltanto che lo sport, la musica, la cucina, qualsiasi tipo di mezzo che l'uomo usa per esprimere quelle che sono le sue emozioni, quelle che sono come dire, le sensazioni di vita, servono a far crescere. E io, ricollegandomi ai ragazzi che erano qua, auguro loro di crescere seguendo il loro istinto, seguendo le loro emozioni, seguendo quello che detta la propria anima, perché è così che si diventa uomini e si può dare molto alla società. Grazie allo chef Salvatore Gambuzza e mi raccomando per l'iniziativa Gusta Ama Dona. Sì, assolutamente sì, io veramente mi auguro che la serata riesca veramente bene. Perché ricordiamolo, è il giorno 25 lunedì San Gerlando, però la sera al Madison, potete prenotarvi, anzi dovete prenotarvi, la raccolta di fondi per il comune, la frazione di Pennisi. E dal punto di vista gastronomico invece? Dal punto di vista gastronomico cercheremo di dare quell'emozione in più. C'è un piatto particolare per il 2019, qualcosa che va forte? Ma secondo me o una rivalutazione, insomma. Quando si parla di territorio e rivalutazione dei prodotti del territorio, secondo me sono le cose più fondamentali, perché questa economia siciliana ha bisogno anche di questi stimoli, no? E noi siamo le persone in prima linea che portiamo avanti i prodotti del territorio, come ben sai il latte lì in Sardegna, quello che è successo. Noi siamo i promotori di questa
diciamo, bella iniziativa. Grazie alla dirigente scolastica dell'Istituto Gallo di Agrigento, Gina Casà. Sì, portare avanti, la scuola era una sua frase, la scuola porta avanti il progetto di vita dei ragazzi, attraverso, questa è la mia riflessione, la grande professionalità dei docenti che vivono all'interno della scuola, e alla fine la scuola cosa fa? Accoglie, orienta e li mette nel mondo del lavoro, ed è questo il loro progetto di vita. Grazie e tanti auguri ad Alicia. Grazie a voi per l'invito, io auguro a tutti di credere sempre nei propri sogni, perché secondo me con impegno, studio e forza si può abbattere qualsiasi ostacolo. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione, un grazie anche agli alunni, alcuni alunni del Gallo che prima erano con noi, e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.